Sentiamo Enzo, come diceva Gianfranco, già è accaduto a Padova, le ronde sono dovute essere scortate dalla polizia. Gianni Alemanno questa mattina a Radio Vaticano ha detto no a ronde, giustizia fai da te. La cosa più sottolineare, si tratta di una enfatizzazione, queste ronde sono composte da pochissime persone sulla base di una strumentalità politica da parte di alcuni gruppi. Detto da Alemanno. Ma io credo che la questione vada inquadrata in un ambito che prescinda dai concetti di destra o di sinistra e quindi certo, la destra. Se guardiamo al problema della sicurezza negli ultimi 15 anni ci accorgiamo che l'Italia ha fame di sicurezza da 15 anni e in questi 15 anni si sono alternati governi di centrodestra e governi di centrosinistra. Che hanno tagliato tutti e due i fondi alla sicurezza. Alle forze dell'ordine. Sì, che hanno evidentemente tagliato i fondi alle forze dell'ordine, che hanno fatto finanziarie restrittive, che in qualche modo hanno dovuto fare. Basta dire che i mezzi di polizia a volte hanno problemi addirittura ad approvvigionarsi di carburante, quindi lo vedremo nella prossima scheda nel nostro servizio. Credo che la questione posta demagogicamente dalla Lega, e si può condividere, non condividere, eccetera, ma metta l'accento su una esigenza di sicurezza. Credo che nessuno di noi qui possa negare in tutta onestà intellettuale che nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro paese, per chi come me viaggia, non è che trova una situazione diversa a Milano piuttosto che a Roma in alcuni quartieri che non sono proprio il centro storico, Campo dei Fiori, Piazza Venezia e questi posti diciamo scortatissimi, blindatissimi per una serie di questioni. Detto la ronda, se la ronda è la ronda fascista evidentemente non ci sta bene, ma non è la ronda fascista. Se la ronda e chi ne fa parte deve supplire e quindi dare il viatico alla giustizia fai da te, evidentemente non ci siamo per la nostra cultura occidentale di democrazia occidentale. Di contro va detta un'altra cosa, che se noi cominciamo a guardare alla possibilità che le ronde fioriscano o ci preoccupiamo del fatto di bloccarle o no, c'è un dato di fatto. C'è un cittadino che evidentemente, non sentendosi garantito, ritiene opportuno scendere per strada e colmare quella carenza che la politica di centrodestra e di centrosinistra non è riuscita a fare. E io, come dire, sarei tentato di fare un'iperbole. E cioè la ronda è una delle punte della disaffezione del cittadino rispetto alla politica. Questo posso dire una cosa, io condivido in pieno, però il dato vero è che se vengono viste come provocazione, così come è stato fino a questo momento, c'è un movimento spontaneo di cittadini, può essere la provocazione che il cittadino fa allo Stato, fa al governo. Nel momento in cui il governo, qualunque esso sia, non sto attaccando il governo Berlusconi, di problemi sulla questione sicurezza, l'ha fatta anche il governo Prodi, il governo D'Alema, il governo Dini, l'hanno fatta anche i governi di centrosinistra, ma quando il governo pensa di poter risolvere il problema mettendo il cappello sulle ronde, allora c'è da interrogarsi realmente, perché io quando sento le ronde mi vengono in mente più quei film di Walter Chiari e Tognazzi dove si ridicolizzavano già a quell'epoca le ronde. Vabbè, ma erano anche altri, nutro una mia convinzione personale che mi deriva un po' dalle chiacchiere salottiere di questi anni. Credo che il cittadino questa volta il cappello in testa non se lo faccia mettere su un tema come questo. Ma sai perché? Ahimè è triste, perché non c'è fiducia. Non c'è fiducia e i dati elettorali, voglio dire, l'astensionismo è un, ahimè, primo partito. E quindi evidentemente
È chiaro che non puoi fare sicurezza abdicando al tuo ruolo di governo, chiunque tu sia, e affidando al cittadino, perché poi c'è la... no, se poi sgombriamo il campo dalle queste analisi sociologiche, e poi se la ronda fallisce, il governo che la istituisce ha tutta la convenienza a dire non è colpa mia, ho abdicato. Sentiamo Antonio. Noi anche nel servizio che svolgono un lavoro eccezionale anche in queste condizioni. Ma io facevo una riflessione, nel senso, voglio dire, se io adesso mettessi sul tappeto il tema della protezione civile, no? Che compete al governo attraverso le sue articolazioni, nessuno si scandalizza del fatto che ci siano queste. Il problema è, secondo me, è un altro, Antonio, e bisogna fare una differenza tra sicurezza e concetto di sicurezza rispetto alla criminalità, che sono due cose completamente diverse. La criminalità intesa declinata alla napoletana è camorra, è malaffare, e lì evidentemente gli organi preposti mi hanno insegnato si chiamano forze di polizia, certo, e procura della Repubblica. Non ce n'è, non me ne viene in mente un altro, ma se la presenza di soggetti in strade più isolate o quartieri, diciamo, più a rischio, vedono la presenza di gente in strada, cioè, io faccio sempre questa riflessione, a mia sorella consiglierei di stare laddove c'è gente, non le consiglierei di pigliare il vicoletto per tornare a casa. Ma non è che tu puoi trovare il poliziotto che ha altro da fare, giustamente. L'esercito, ho sentito prima i Vespri siciliani, eccetera, erano due epoche completamente diverse. Dai soldati che sono stati messi in provincia di Caserta per la questione dei casalesi, eccetera, è ben altra storia dai Vespri. I Vespri furono fatti con i rappresentanti dell'esercito, con i militari di leva, perché non avevano niente da fare quando svolgevano la leva.